Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora basta con questa menzogna, con questa balla, con questa lagna, con questa eterna scusa del super bonus. Vi ricordate la parola d'ordine degli avversari, diciamo, acritici, a prioristici, o dei diretti avversari politici, vedi in primis Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, del governo, di fronte all'osservazione che in quel maledetto 0,1%, mi sto male ancora a parlarne, che ci fa stare nella gabbia delle regole eurocratiche, patto di stabilità in primis, avesse giocato un ruolo probabilmente decisivo la follia contabile nota come super bonus. E la reazione media era questa, ancora con questa scusa, ma smettetela, incompetenti, inadeguati, la stessa lagna da 4 anni, disse Giuseppe Conte alla Premier Meloni, al ministro Giorgetti, e tutti a ridere chi faceva notare che è stato un caso di masochismo economico quello del super bonus. Benissimo, stasera tutti costoro possono prendere tutti questi strali e indirizzarli a un altro organo che si chiama Corte dei Conti. E basta con questa scusa Corte dei Conti, basta con questa lagna, perché la Corte dei Conti, con precisione asettica e tecnicistica, ha detto che sì, il 3% è stato sforato anche per il super bonus, forse soprattutto per il super bonus, visto le spese degli ultimi anni, e, aggiungiamo noi da un punto di vista politico, non ce n'era ragione. Di cosa parliamo? Stiamo parlando dell'audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, che ha tenuto appunto la Corte, dove ha ribadito che l'Italia non riuscirà a riportare il deficit sotto il 3, illustrando dal suo punto di vista tutti il riferimento a tutti i commi e a tutte le virgole, ma la parte interessante è arrivata quando va a descrivere con precisione le cause di questo permanente delta che ci tiene sopra il dogmatico 3%. L'accelerazione della spesa primaria è ricollegabile sostanzialmente alla componente in conto capitale, più 11,6 miliardi, e riguarda in primo luogo i contributi agli investimenti, rivisti al rialzo di 6,1 miliardi, per effetto della maggiore spesa legata ai bonus edilizi. In primo luogo, quindi, l'aumento della spesa primaria è dovuto al rialzo degli investimenti dedicati alla maggiore spesa legata ai bonus edilizi. Sono parole della Corte dei Conti. Tra i bonus edilizi ovviamente svetta il super bonus, che ricordiamo, operazione illuminata, che ha partorito un onere per lo Stato, cioè per il contribuente, perché non esistono i soldi pubblici, esistono solo i soldi dei contribuenti, ci diceva Margaret Thatcher, di circa 132 miliardi di euro. Peraltro, per coinvolgere in questa pratica appena il 4% del patrimonio edilizio nazionale, spesso box, attici, case, insomma, non esattamente un'operazione né diffusa né rivolta ai ceti meno abbienti in realtà, ma comunque che ha avuto quel costo oggettivo, e che oggi la Corte dei Conti ci dice ha oggettivamente giocato un ruolo decisivo, in primo luogo, con le parole della Corte, sull'aumento della spesa primaria. Quindi sì, senza il super bonus e tutto l'addentellato ideologico dei vari bonus edilizi firmati giallorossi, firmati governo Conte 2, senza quel
caso di socialismo edilizio, come lo vogliamo definire, comunque sicuramente di abbaglio da un punto di vista dell'utilità economica e anche dell'utilità di mercato, non ci sarebbe stato lo sforamento che gli avversari del governo di centrodestra, Conte e Giallorossi in primis, usano per attaccare e parlare di fallimento del centrodestra. Signori, se di fallimento si tratta, il fallimento è dovuto anzitutto alle vostre follie, super bonus in primis, anzi in primo luogo, come dice non Radio Libertà, non la Lega, non Palazzo Chigi, non qualche opinionista sovranista con la bava alla bocca, bensì la Corte dei Conti. Grazie a tutti, a domattina.